Inizio semplicemente con un racconto che mi accade qualche anno fa facendo una catechesi ai genitori, soprattutto riguardo a come educare i suoi figli. Mentre parlavo, facevo questa catechesi ai genitori, dicevo: ma a voi che vi sembra? Chi è il genitore che realmente fa da genitore verso i suoi figli? Quello che cerca di prevenire, di farle capire i pericoli che dovrà affrontare nel mondo, di prevenirlo, di farlo stare attento, o fare come fanno tanti genitori che dicono: no, io preferisco che mio figlio affronti le cose da solo, che faccia esperienza da solo, e si tolgono un peso da addosso pure, perché non vogliono faticare. E i genitori mi dicevano: no padre, è evidente che il vero genitore è quello che cerca di prevenire al figlio già da piccolo, di farlo crescere, di anticiparle quello che dovrà affrontare nel mondo. Bene, e continuo questa conferenza. Alla fine della conferenza di questa catechesi vengono una coppia di matrimonio giovane e mi dicono: voi sacerdoti siete padri, siete padri nostri, e mai ci parlate e ci avvertiti sulla importanza e il pericolo dell'inferno. Che tipo di padri siete? Se mai ci parlate di questa grande verità che è l'inferno. Se uno realmente è padre ed è pastore, deve prevenire i suoi figli. E tante volte noi sacerdoti, sempre per rispetto umano, o alle volte perché vogliamo fare politica piuttosto che predica, cioè vogliamo fare o parlare soltanto quello che le piace sentire alla gente, tante volte, come dicevo ieri, ritagliamo il Vangelo. E ripeto, come dicevo ieri, non è facile per un sacerdote dover parlare di queste cose. Ripeto soltanto le parole di San Paolo che dice: non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo, è un bisogno, dice lui, e guai a me se non predicassi il Vangelo. Cioè, guai a me se non predicasse quello che il Signore mi dice di predicare. Starei tradendo la parola di Dio e starei tradendo anche la mia propria identità di pastore e di padre. Non sarebbe più padre. Riguardo a questa realtà dell'inferno, il Papa, anche Benedetto XVI, si lamentava di fronte ai sacerdoti del fatto che non si parla di questa realtà. Anche Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, in un'intervista del 1994, gli domandarono: l'uomo di oggi è perso per lei? Il Papa diceva: bisogna rispondere onestamente che l'uomo di oggi si è perso. E aggiunge: però si sono persi anche i predicatori, si sono persi anche i catechisti, gli educatori, perché hanno perso il coraggio di parlare dell'inferno. Abbiamo perso il coraggio di parlare di questa realtà. E anche il Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Reconciliatio e Penitenzia, diceva anche questa grande verità: né la Chiesa può omettere senza grave mutilazione del suo messaggio una costante catechesi su quello che il linguaggio cristiano chiama i novissimi. Cioè, la Chiesa ha l'obbligo di predicare sulla morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Ha un obbligo. Se l'uomo si dimentica di questo, e si dimentica anche che è creatura e quindi può peccare, eccetera, si dimentica pure che ha un padre. Se voi pensate, qual è stato il segreto del figlio il prodigo per tornare, per uscire da quel grandissimo peccato e da quella bassissima situazione? Si ricordò che nella casa del suo padre. Oggi tante volte l'uomo resta per terra perché le hanno tolto pure il suo padre. Le dicono: tu non pecchi. O molti dicono: padre, io non pecco. E quindi non hai nessuna relazione con nessuno che ti possa perdonare, sei orfano. Hai perso la tua relazione con il tuo padre.
E perciò che se la Chiesa parla di questa realtà, non è per fare impaurire a nessuno riguardo all'inferno. La Chiesa, come madre e come buona madre, cerca di avvertire i suoi figli. Attenzione, esiste questo pericolo. Ed è vero, è reale. Non è un racconto per i bambini, per impaurire i bambini, è reale. È perciò che quindi questa catechesi noi la dobbiamo seguire con questo atteggiamento. Se mi parlano dell'inferno, e se Dio mi parla dell'inferno, è per pura misericordia. Perché? Perché dice San Bernardo, è meglio scendere nell'inferno con la nostra mente, con la nostra immaginazione, adesso, e non scendere dopo, alla fine della nostra vita, con corpo e mente insieme. Quindi è meglio prevenire adesso, subito. E quindi questo già è un atto di misericordia di Dio verso di noi. È un atto di misericordia. Quindi prima cosa che dobbiamo capire, esiste l'inferno? Perché molti, anche ho sentito pure catechisti, filosofi, teologi, che si dicono cattolici, che forse non negano l'inferno, però dicono è vuoto. Cioè Dio crea così per creare, no? Crea cose senza senso, è vuoto. Esiste l'inferno? L'ho detto chiarissimamente Gesù Cristo. Lo troviamo nel Nuovo Testamento dove lui parla che l'inferno è fuoco. Matteo 25, 41. Poi dirà a quelli alla sua sinistra, via lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Prima caratteristica. Seconda cosa che dice Gesù dell'inferno, è tenebre, stridore di denti. Luca 13, 28. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi cacciati fuori. Pianto e stridore di denti. E anche l'inferno è eterno. Non è che saremo per un po' di tempo e dopo. È eterno. E questa è la parola sulla quale noi facciamo tanta fatica di capire. Eternità. Non riusciamo a capire questa parola perché viviamo nel tempo. Ed è perciò che non abbiamo questa sana paura dell'inferno. Sarà eterno, dice San Paolo, costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e della gloria della sua potenza. Quindi davanti a questa realtà dell'inferno noi abbiamo soltanto due possibilità. O crediamo che l'inferno esiste o dobbiamo ammettere che Gesù è un bugiardo. Dobbiamo scegliere noi. Gesù ci ha detto una grandissima bugia parlandoci dell'inferno. Lo dobbiamo scegliere noi. E penso che la scelta già l'abbiamo fatta. Riguardo all'esistenza dell'inferno, anche noi possiamo portare esempi molto più vicini a noi. Sicuramente voi conoscete la vita di San Pio di Pietrelcina. Cioè, era una lotta permanente, diretta con la forza dell'inferno per tutto il bene che lui faceva. Negli studi della sua causa di canonizzazione sono 3 tomi, di 1000 pagine ognuno. La maggior parte parlano di questi incontri, di questi scontri con l'inferno, con il demonio. Il padre Tarcizio, che fu uno di quelli per i quali noi conosciamo più segreti di Padre Pio, racconta, lui era un frate compagno di Padre Pio, racconta che certa volta arrivarono dalla Toscana 3 indemoniati. Il padre Tarcizio deve fare questo esorcismo. Deve fare l'esorcismo. Inizia l'esorcismo e questi indemoniati cominciano a andare contro la gente, a impaurire la gente. Il padre Tarcizio dice: perché non assalite anche me? Se sono io quello che vi sto facendo questo esorcismo. I demoni rispondono: contro di te non possiamo nulla, c'è quell'altro che ti assiste, le dicono.
Chi è quell'altro? Le domanda padre Tarcisio. Non ce lo comandate a dire, rispondono i demoni. Non vogliamo pronunziare quel nome. E chi è questo? In nome di Dio, le ordina l'esorcista, dimmi come si chiama. È vicino a te, rispondono gli indemoniati. Quel frate con i buchi, le sue stigmate. Quel frate che sempre prega la messa vicino a quell'altro frate, che era l'immagine di San Francesco. Quel frate che sempre sta a pregare verso quella donna, che era Maria Santissima, e che adesso sta pregando per difenderti e per cacciarci via. E padre Tarcisio li obbliga un'altra volta, dimmi come si chiama questo frate. Padre Pio. Padre Pio. L'esistenza dell'inferno quindi non viene soltanto detta da Gesù Cristo, dalla vita dei santi. L'esistenza dell'inferno è qualcosa che è iscritta anche nella natura propria dell'uomo. Per esempio lo stesso Platone, nel suo 12° libro riguardo alla legge, lui diceva: i cattivi saranno precipitati in un luogo che si dice inferno. Cioè almeno riconosceva che c'era un posto dove c'era un castigo. E Cristoforo Colombo nel 1492, quando arriva in America, si trovò con una tribù di indigeni che si impaurirono perché pensavano che lui veniva a distruggerli. E il capo tribù gli dice: ricordati che se tu vieni a farci del male, esiste un inferno per castigare a quelli che portano la intranquillità e la discordia. Lui rimase stupito e lo scrisse alla regina Elisabetta, dicendo: queste persone hanno un'intelligenza e credono in un premio e in un castigo. Cioè è qualcosa che noi portiamo dentro. Perciò è che il favore più grande che gli uomini possiamo fare al demonio è dire che l'inferno non esiste. Questo è il favore più grande che noi possiamo fare al demonio. È lo stesso favore che potremmo fare ai ladri di un paese, cioè dire che in questo paese non esistono i ladri. Sarebbero contentissimi i ladri, e dire in questo paese non ci sono ladri, e fargli un favore. Di fronte a questa realtà dell'inferno, a questo eterno castigo, noi ci domandiamo: se Dio è misericordioso, come può condannare per sempre a queste pene così orribili e eterne? Se noi diciamo che è misericordioso. E per rispondere a questa apparente contraddizione tra misericordia e giustizia, io sempre vado dal Dante che ha delle risposte giuste. Lui, parlando dell'inferno, dice: per me se va la città dolente, per me si va l'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio fattore. E dice questo: fecemi la divina potestà. L'inferno fu fatto dalla divina potestà. Fecemi la somma sapienza. L'inferno fu fatto dalla sapienza di Dio. Però dice una terza cosa, e qui si trova il mistero: fecemi il primo amore. Cioè dice che l'inferno è stato fatto dall'amore di Dio. E qui si fa un cortocircuito nella nostra mente perché non capiamo. Il padre Lacordaire, spiegando questo, dice che se l'inferno fosse stato soltanto dalla giustizia di Dio, ci sarebbe una possibilità di uscire. Però come l'inferno è stato fatto dall'amore, da lì non può uscire nessuno. È perciò che il Dante dice: lasciate ogni speranza voi che entrate. E spiega: quando uno è giudicato da un tribunale umano, civile, e viene condannato dalla giustizia, io posso appellare a un'istanza superiore, chiedere misericordia. Per giustizia sono stato condannato, però per amore, per favore, perdonatemi. Qui il dannato non può essere perdonato perché ha peccato contro la giustizia di Dio e contro l'amore di Dio. Cioè, il dannato ha perso tante possibilità che Dio le ha fatto vedere di amore. Dio permanentemente le ha manifestato il suo amore.
E quindi i dannati non sono disprezzati dalla giustizia di Dio, ma dall'amore di Dio che loro hanno disprezzato, quell'amore di Dio che ha versato il sangue per noi. Cioè pensate che cosa non ha fatto Gesù per la salvezza di un'anima. Cioè chi può dire Gesù non vuole la mia salvezza? Basta vederlo in croce. Basta vederlo in croce. È per questo che non è Dio che condanna gli uomini, è l'uomo che condanna se stesso. Perché? Perché sceglie liberamente di allontanarsi da quello che è amore. E io vi posso assicurare che l'inferno dell'uomo che si allontana da Dio comincia già in questa vita. Già comincia in questa vita. Vive triste e solo. E noi possiamo domandarci ancora, ma se Dio è misericordioso, perché questa condanna eterna? E Sant'Alfonso, in una predica e con parole molto forti, dice: Dio è pieno di misericordia, ma Dio non è stupido, dice lui, non è stolto. Dio non può perdonare a quelle persone che vogliono continuare ad offenderlo. Perché? Perché questo sarebbe causa di peccato anche per i buoni. Voi pensate, se Dio perdona i buoni e i cattivi, e tutti ci salveremo. Io dico, bene ragazzi, ci vediamo, non faccio più il prete, perché a che serve fare il prete? Se Dio perdona tutti, a che serve comportarsi bene? A che serve compiere i comandamenti? Se Dio perdona tutti. Perciò dice Sant'Alfonso, Dio è buono e misericordioso, ma non è stupido. Dio è misericordioso, ma la sua misericordia viene regolata dalla sua saggezza. Dio non può giustificare i peccati dei cattivi. Dio non può perdonare affinché i cattivi continuino a offenderlo ad occhi aperti. Cioè perdona quelli che sono pentiti, nonostante possano ricadere un'altra volta, però non perdona quelli che realmente non vogliono convertirsi, perché altrimenti sarebbe occasione di peccato per i buoni. Ripeto, a che serve andare a messa? A che serve compiere con i comandamenti? A che serve confessarsi se alla fine tutti saremo perdonati? Perciò diceva un autore, dimmi come è il tuo inferno e io ti dirò come è il tuo Dio. Se il tuo inferno è vuoto, il tuo Dio allora è assurdo, è vuoto. Se il tuo inferno non esiste, allora vuol dire che il tuo Dio non esiste. Certamente che la misericordia di Dio può perdonare tutto, tranne quelli che non vogliono accettare il perdono di Dio. Quindi la persona che vuole vivere lontana di Dio obbliga Dio a creare un posto dove non si trova Dio. E com'è questo posto dove non si trova Dio? Se Dio è luce, questo posto deve essere tenebre. Se Dio è godimento, la sua privazione deve essere pianto, dolore. Se Dio è felicità, il privarsi di Dio deve significare angoscia. Se Dio è amore, questo posto sarà pieno di odio. Se Dio è pace, vivremo in un posto pieno di guerra. Se Dio è Padre e rifugio, questo posto sarà un posto dove ci troveremo abbandonati da tutti. Sor Faustina, nel diario della Divina Misericordia, parla dell'inferno. Divina Misericordia, inferno. E lei dice che è stata guidata all'inferno da un angelo. E dice, queste sono le pene che ho visto nell'inferno. E comincia a enumerare le pene che soffrono i dannati. Molto diverso da quello che noi pensiamo. Noi la prima cosa che pensiamo è il fuoco dell'inferno. No. Prima pena, dice lui, aver perso Dio. Se io perdo 10 euro, mi rattristo un poco, no? Se perdo 20, mi rattristo un po' di più. Se perdo 100, ancora di più. Se perdo tutti i miei risparmi, mi verrà una depressione terribile. Ma se perdo Dio, che è tutto per me, è la sofferenza più grande, è una sofferenza inspiegabile, perché ho perso tutto. La mia anima cerca naturalmente Dio. Tutti cerchiamo la felicità e la cerchiamo eternamente.
Seconda cosa, dice, continui rimorsi di coscienza. La terza, consapevolezza che quella sorte non cambierà mai. Pensate, sono tutte cose interne. È perciò che alle volte la depressione produce un dolore molto più forte che un dolore fisico. Il dolore morale è molto più forte. E l'aver perso Dio è il dolore più grande, più del bruciarsi nell'inferno. E per ultimo dice questo la Santa, che è molto interessante. Una cosa ho notato, e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono nell'inferno sono anime che non credevano che esistesse l'inferno. Una cosa ho notato, la maggior parte delle anime che si trovano lì sono quelle che non credevano che esistesse l'inferno. Molti anche di quelli che mi hanno parlato di Medjugorje, di tutti i messaggi, mai mi hanno parlato di messaggi riguardo all'inferno. E perché è brutto pure parlare, però ha parlato chiarissimamente la Madonna sull'inferno a Medjugorje. E molte volte. A Fatima, Maria Santissima, uno dei suoi segreti, rivela l'inferno a bambini di 6, 9 e 10 anni. Ripeto, 6, 9 e 10 anni. Oggi ci strappiamo le vesti perché diciamo no, come in catechismo si deve insegnare l'inferno a questi bambini che li possiamo traumatizzare. Tutto dipende dal modo di dire le cose. Forse Maria non è la madre più tenera al mondo? E perché rivela queste cose ai bambini? Non sarà che noi grandi già non ci funziona più la testa, già non crediamo più a niente? Al punto tale che Maria Santissima si deve rivolgere ai bambini, gli unici che capiscono. Chi non diventa come loro non può entrare nel regno dei cieli. E loro fanno penitenza, fanno molta penitenza. E per finire, l'inferno è un posto di sofferenze eterne. Principalmente, dice San Tommaso, 3 saranno le sofferenze. Dice la prima, quello che diceva Sor Faustina, il pensare il grande bene che ho perso, lo stesso Dio. Se i dannati nell'inferno potessero vedere Dio, l'inferno non sarebbe più l'inferno, perché vedere Dio già è la massima gioia. Loro non lo potranno vedere mai, non possono incolpare nessuno. Si odieranno permanentemente, eternamente per aver perso Dio. E soprattutto dentro di loro esiste una grande contraddizione, un grande strappo dentro dell'anima. Perché? Perché da una parte l'anima tende naturalmente verso Dio. Lo dice Sant'Agostino, Signore ci hai creato per te e la nostra anima non riposa, non può trovare riposo se non in te. E quindi l'anima che naturalmente tendeva a Dio sente da un'altra parte un odio verso Dio e si produce una specie di schizofrenia spirituale, un modo di strappo interiore, che questa è la sofferenza più grave dell'inferno, questa eterna contraddizione. È come un naufrago nel mare, sente una grande sete, ama l'acqua, però sa che è salata e la rigetta sempre. Vive un'eterna contraddizione. Prima cosa, aver perso Dio. Seconda cosa, pensare per quanto poco si sono dannati. Cioè, questo sarà un grande tormento. Perché mi sono dannato? Per non avermi confessato? Per aver nascosto un peccato al sacerdote per vergogna? Per quanto? Per 30, 40, 50, 70 anni di felicità? E dopo? Si racconta che la figlia di Enrico VIII, Elisabetta I, gli disse un giorno al Signore: perdonate mio Dio le orribili parole, però datemi 40 anni di regno e io rinuncio il cielo. Regnò 44 anni. Dio le diede un po' di più. Però terribili parole. E terza sofferenza, il pensare quanto poco dovevo fare per salvarmi. Compiere i comandamenti, 10. Venire a messa la domenica.
cercare di comportarmi bene. Dio non sa cosa fare per offrirmi facilità per confessarmi. Cioè 1, 2, 3 sacerdoti, vengono 20 missionari. Cioè, Dio non sa cosa inventarsi. Quanto poco dovevo fare per salvarmi. Forse vincere il mio rispetto umano. Che cosa diranno di me se vengo a messa? Che cosa diranno a me se mi vedono pregare il Santo Rosario? Che cosa diranno di me? Per quanto poco ho perso l'eternità. E anche il Dante, quando visita l'inferno, gli comincia a domandare a quelli che si trovano lì: per quale motivo ti sei condannato? E lui lo fa apposta per avvertire a quelli che ancora siamo qui, in vita, per farci scendere soltanto con la mente e non scendere dopo con la mente e il corpo. Dice il Dante: e tu perché ti trovi così infelice? Forse perché ti mancarono delle opportunità di diventare santo, di essere felice, di realizzarti? E gli risponde il dannato: nulla di questo. Guardando indietro vedo che ho lasciato un'opportunità in ogni angolo della mia vita. Ho disprezzato un'opportunità di salvarmi in ogni angolo della mia vita. Ho disprezzato una chiamata del Signore. Perciò, cari fratelli, questa predica è di misericordia, nonostante parliamo dell'inferno. È di misericordia perché i buoni padri avvertono ai suoi figli i pericoli ai quali possiamo essere esposti. Quindi chiediamo a Maria Santissima la grazia di capire queste verità eterne, di vivere coerentemente con quello con quello che crediamo e di pregare, come chiede Santa Maria a Fatima in tutte le apparizioni, di pregare per i peccatori perché sono tanti quelli che si dannano. Sia lodato Gesù Cristo.